Ciao ragazzi, quella che vedete laggiù è Malga Campo Rosar, un posto incantevole dove sono venuto per raccontarvi la storia di Michela. Mi trovo a Rozzo, sull'altopiano di Asiago, ma la famiglia che gestisce questa malga viene da Valdastico e viene qui, pensate, da qualcosa come 51 anni. Una passione di famiglia per questa vita, per questa terra, per gli animali, per la produzione di formaggio. Ed è una passione che ha coinvolto pienamente anche Michela, che è la secondogenita di Giuseppe. Michela è giovanissima, ha 23 anni, con 2 bambini. Luca di 3 mesi e Camilla di 16, 2 splendidi bambini che sono il suo braccio destro e sinistro perché li accompagnano sempre. Lei è la cowgirl dell'altopiano, così l'hanno definita, con questi 2 piccoli aiutanti. E devo dire che è una figura bellissima, singolare e secondo me carica di messaggi importanti. E anche lei è d'accordo, vero? Com'è iniziata questa avventura? Ma sin da piccola mi è sempre piaciuto andare dietro agli animali, sono sempre andata in stalla con il papà. Poi anche durante l'estate venivo sempre su con mio papà alla mattina presto, poi mi mettevo seduta nei sacchi del mangime e stavo là a guardare finché mangevano le mucche. È una passione che è rimasta dentro allora? Sì, tanto. Come si concilia un impegno notevole come quello di una malga con 2 figli piccoli che sono comunque sempre con te? Sì, Luca me lo porto dietro praticamente sempre, mentre la Camilla alla mattina me la tiene la mia suocera e anche insomma qualche volta spesso anche le mie sorelle. Diciamo che ho anche abbastanza un buon aiuto, sì che riesco abbastanza a gestirli. E poi sono sempre stati bravi, non ho mai perso una notte, per fortuna. Beata te. Comunque, e loro allora ti accompagnano comunque nella tua vita quotidiana qui in Malga? Sì. Anche quando mungi, anche quando fai... Sempre. Stanno lì tranquilli, mi guardano, dopo tante volte gli dico dai Camilla vieni qua anche te. E mi viene dietro, tranquilla. Come la vivi questa situazione? Non è semplice stare qui in Malga, anche perché è un lavoro che lo fai tutti i giorni, non hai un giorno di riposo, non puoi dire domani sto a casa, vado al mare, devi essere sempre presente. Anche d'inverno quando siamo a casa, c'è stata una volta che alla mattina presto mio papà mi ha chiamato e mi ha detto guarda devi correre giù e venire ad aiutarmi perché c'è una vacca che sta male e allora corri giù. L'ho sempre fatto con il cuore. Durante i mesi estivi la vita di Michela è questa ed è una vita fatta di campanacci, di aria buona, di vita all'aria aperta perché anche lei accudisce le vacche insieme al papà e allo zio Mirko. E poi fatta di formaggio, un'arte che ha appreso non soltanto lavorando qui ma anche frequentando l'Accademia di Arte Casearia, ma lavorando qui ha imparato quei piccoli segreti, piccoli grandi segreti che rendono importante il formaggio che nasce qui, ovvero l'Asiago. E la manualità con cui lavora insieme allo zio Mirko fa capire che questa è davvero una passione di famiglia, perché quando li vedi insieme immergere le mani nel latte, nel siero, nella cagliata che si sta componendo, che va compattata, va formata, va manipolata con delicatezza e più volte per permetterne il coagulo perfetto, capisci che questa è una cultura oltre che un lavoro, una passione che diventa voglia di produrre cose genuine seguendo gli insegnamenti che vengono dal passato. E quindi qui ogni giorno Michela mette in pratica la sua molteplice attitudine, possiamo dire così, quella di mamma, perché i bambini la seguono sempre, sono sempre qui con lei, tutti i giorni.
quella di Casara perché aiuta lo zio Mirko e il papà nella produzione del formaggio e del burro, un burro eccezionale, basta guardare il colore per capirlo. E poi quella di Malgara vera e propria, accudendo le vacche, seguendole, pascolando insieme al papà, controllando che tutto vada per il meglio, anche perché i capi non sono pochi, sono ben 95 in lattazione e quindi è un lavoro importante che richiede l'impegno in mungitura la mattina e la sera. Hai provato anche a lavorare in fabbrica, vero? Sì, ma non mi piace. Cos'è che mancava? Essendo che sei sempre a lavorare fuori all'aria aperta e stare chiusa dentro e fare sempre il solito lavoro, no, non mi piace. E invece qui cos'è che ti gratifica? Beh, ho anche un buon rapporto con gli animali, ho anche molte soddisfazioni. Quando che mio papà si è fatto male ho dovuto andare in stalla bene tutti i santi giorni. Abbiamo allevato le vitelle e sì che mi sono legata molto. E adesso qualche volta quando li chiamo mi vengono dietro, come dei cagnolini insomma. Io ho sempre trovato molta pace andare in stalla e dietro gli animali. Mi tranquillizza. E molte volte quando non so cosa fare, dico aspetta che vado allo stadio da un'occhiata e là è il mio mondo. E non mi pesa alzarmi tutte le mattine presto, lavorare, non mi pesa, l'ho sempre fatto col cuore, con passione. Non mi spaventa di farlo tutta la vita. Michela ha preso da mia mamma, perché mia mamma era da Treviso, da Fara e Soligo, ha sempre continuato anche lei qua e aveva anche lei la passione diciamo di venire in Maiga. Eravamo 6 fratelli, però diciamo sono stato io e Mirko, adesso penso che la Michela prenda questa strada qua. Io sarei contento, però un lavoro un po' difficile, un po' un lavoro faticoso, ma se c'è un po' di passione, un po' dai, si tira avanti, dai, si va. Quando si pensa alle malghe, anche malghe come questa, no? È chiaro che viene subito in mente l'immagine bucolica del bello, del romantico, del mezzo agli alberi, in mezzo al verde, in mezzo ai monti, l'aria buona. Ma non è solo poesia lavorare qua. No, non è solo poesia lavorare qua, perché la vita di Maiga, prima cosa, è un lavoro un po' duro, diciamo, specialmente i primi mesi. Poi sei inserito dentro e quando è settembre dici guarda, mi sembra ieri. Quando vai a casa a settembre, a maggio mi sembra ieri e sono già tornato in Maiga. E così un anno passa un anno, un anno passa un anno e smettere adesso all'età da 58 anni è un po' difficoltoso. Te si giovane ancora. Giovane sì, ma tutto il latte che viene prodotto in Malga diventa formaggio. Un formaggio che poi viene venduto direttamente qui a Camporosà oppure nel punto vendita di famiglia ad Arsiero. Ma questa malga incastonata in mezzo a questa conca verdissima, per Michela è anche un sogno che spera si possa concretizzare l'anno prossimo. Un sogno che la chiamerà sicuramente a un maggiore impegno. Però è il coronamento di un percorso fatto finora che lei vorrebbe diventasse un qualcosa di più, magari un domani anche per i suoi figli, perché no? E speriamo che l'anno prossimo, con l'aiuto di mia mamma, delle mie 2 sorelle e di mio papà, di riuscire a aprire l'agriturismo. Che è questo qua alle tue spalle? Esatto. Ma cos'era questo un tempo? Era un'ex colonia. Ho capito. E poi piano piano che abbiamo deciso di provare ad aprire questo agriturismo e poi di tenerlo aperto anche durante l'inverno. E questo insomma piano piano di restare qua il più possibile. Che rapporto c'è tra te e tua figlia, visto che lavorate insieme sempre a stretto contatto? Ma c'è un bel rapporto, diciamo, non c'è segreti, diciamo, tra io e lei. Quando veniamo su, anche con i Maiga lavoriamo assieme, quando siamo in campi, un trattore lei e un trattore io, andiamo avanti. Anche quando era incinta, ad esempio, era in cima a una macchina che dicevo Michela, partorissi insieme a un trattore. No. E diceva papà, ma me la sento, papà sto bene, papà vado io, papà, però qualche volta
la rimproveravo come, però vedevo che aveva le passioni di andare e le lasciavo andare, insomma. È un terremoto che l'adora. Un terremoto. Michela, tu ti senti fortunata a fare questa vita? Beh sì, perché comunque sei sempre all'aria aperta e non è che proprio non sono proprio così tanto a contatto con le persone, è più a contatto mio papà, mia mamma e mia sorella, e a me non è che piace proprio tanto stare a contatto con le persone, mi proprio piace di più stare qua con le mie bestie e basta.